Tre tagli del nastro, Santa Maria del Sile, Sant'Antonino, Casale, per un'unica opera, la nuova Greenway, il percorso verde lungo il Sile da Treviso a Porte Grandi, atteso da 12 anni. È un'opera che abbiamo voluto con forza, devo dire che la Regione l'ha finanziata nella quasi totalità con 3 milioni di euro. E si completa il percorso Treviso-Porte Grandi, sono 16 chilometri, ovviamente resta l'ultima parte del nostro progetto, il sesto punto, che è da qui arrivare fino a Ostiglia, quindi la Treviso-Ostiglia completata. Da lì ovviamente tutto il progetto della Greenway Tour del Veneto che prevede oltre 400 chilometri. 3 tappe e 3 scenari per inaugurare le nuove passerelle sul fiume, forse meno caratteristiche ma di certo più durature di quelle in legno. Niente indistruttibile, noi cerchiamo solamente di dare al pubblico qualcosa che sia duraturo, anche perché sappiamo bene che ormai in Italia la manutenzione è una cosa che scarseggia e quindi abbiamo realizzato queste passerelle appunto in acciaio. E cercheremo anche per le prossime, e sapete bene che la prossima opera più importante è quella delle passerelle di Burci, di realizzarle con lo stesso stile, quindi cercheremo di utilizzare acciaio e PVC dove possibile. Burci agibili fino al 31 dicembre, dopo l'Epifania al via l'intervento di radicale ristrutturazione. Il Parco del Sile si attrezza per attirare, con i suoi prodotti tipici e i suoi percorsi verdi, sempre più turisti. Verranno creati dei pacchetti turistici e dobbiamo cercare di attirare il più possibile il turismo qui, perché questa, la voglia in natura, credo sia ormai all'ordine del giorno in tutta Europa.